Hold up. Eccoci in diretta, buonasera mondo! Buonasera mondo Buonasera. intero! Ah beh, che voce che ha Pippo stasera! Prova di nuovo Pippo. Buonasera al mondo intero! Guarda che avevo i penotti che avevo. Stessa voce. Benvenuti! Benvenuti. In diretta con il Sess'altro Show. Certo. In diretta sono le 8:30 e noi puntuali come le tasse andiamo in diretta con tantissime novità perché questa è una puntata straricca, piena di cose, piena di novità, piena di tanti giochi, piena di tutto e insomma se vi va condividete questa puntata, commentate questa puntata, Bravissimo. fate un sacco di azioni su questa puntata, insomma cincionate col telefono. Cincionate è il termine tecnico che possiamo Yoga tradurre. sinonimi in italiano. ok, molto bene. Cincionate è proprio Anche una parola. pincionate, dipende dalle zone. Tra Esatto. pincionate e cincionate non sai che... Vabbè, Esistimo, comunque, dai, dimmi. poco importa. Perché noi saremo veramente curiosi di entrare nelle vostre case, sapere cosa state facendo, se state già preparando da mangiare o avete già preparato cosa state mangiando, insomma, siamo veramente curiosi, no? Seria beh andare veramente nelle case e passare de Drio a fare tutte osservazioni Perché? tipiche che te fai in cucina, no? Tipo Dare borghese, tipo Ma no. tipo borghese. borghese, controllare la cultura del risotto. Ma perché? Signora non Dare- va tanto bene. No, guarda come caga in pietà stasera, signora. poi, E dopo poi, passare il dedo de sora a K per vedere se sei unto. Sì, Vabbè, perché vabbè. oggi se non si passa il dedo sulla K non ti si No, contenta. no. Però se arriva ospiti te che dai una nettata del solito de sora a K, vabbè, un no? minimo sì, dai, un minimo fa sì. far certo che vedere, sì, per far vedere. Oppure te sai che vieni ospiti ora teneti il bagno perché se no il bagno resta là, no? Beh, io netto anche se non viene ospiti, Certo. No, nel senso, se vieni ospiti però sicuramente ma se no pulisci Ma tu. non è che se vengono gli ospiti sicuramente, no? Cioè io Scusa. lo faccio sempre. Dopo un anno del lockdown, che non ti ha visto nessuno, ti praticamente... Cioè, te che ne... Se non va a venire nessuno perché... Ma te che va al bagno! Sì, no. Ma se sì o non no? è una roba in comune di nettare quando che arriva gli ospiti? Sì, dico quando che arriva gli ospiti, ma anche durante la settimana. Comunque adesso, non stiamo a parlare dei bagni, che non sia neanche il momento. Ma no? torniamo al Sens'altro Show. ecco. Sens'altro Show che questa sera, nonostante sia l'ora di cena, insomma, abbiamo deciso di non parlare di cucina. No, non parleremo no, di cucina. no. Anche se ormai non so che sei più cuochi in TV che in ristorante. Cioè, questo è Vero, sono riaperti i ristoranti, sono andato a mangiare l'altro giorno e il cameriere mi ha detto guardi un attimo il piatto non glielo è ancora pronto perché lo chef finisce la diretta e poi glielo prepara. non ho capito. Oh. Ma va a mangiare, cioè... Un attimo, però non parliamo di cucina, No, per no, esempio no, non no. nominiamo il ristorante di Tel Aviv, il The Kitchen, che sì. sta inaugurando il cibo high tech. Attenzione perché ragazzi basta con queste pignate perché la nuova frontiera è la stampante 3D. Sì. Guardate che al The Kitchen di Tel Aviv servono la carne, gli hamburger preparati con la stampante Mamma 3D mia. e tra l'altro le fettine di carne sono sintetiche. Cioè, Sì, me sì, vedo. vabbè. No, sul serio, mi vedo usare la scena. Salve, vorrei una pasta al pomodoro. Eccola qua. Si mase bianca. Abbiamo finito a cartuccia e il rosso. Cosa? Oh, ma sta stampante mi dà degli effetti allucinanti, mi sento tutto allegro, tutto... Ma è Non ovvio, so, l'insalata è ovvio, ma è colpa della stampante? Ma che stampante sia? Canon? Ecco. sì. Ma non parliamo di cibo. No, basta. Sta roba dell'high tech mi mette, cioè, non so, mi voglio andare a casa e sentire odore del brasato, odore del rosso, odore del brasato, fritto. senti Cioè, mi non so abituato a queste stampanti 3D, mi mette Ma ansia. sì. Bisogna tornare alla terra. Alla terra. Anzi, bisogna tornare a sotto la terra. Che senso? Perché l'Unione Europea, notizia fresca, ha dato il via libera per la coltivazione, ad esempio, delle larve da farina. E quindi è proprio, cioè, l'avanguardia. Da adesso sarà una rivoluzione culinaria. Insetti. Quindi larve, poi cavallette, che Scusa, so, altre no, formiche. Questo Se sarà. dimmi che il futuro è mangiare insetti, che schifo. Ma te pare? Ascolta, sei un anno che non te lavi il bagno. Ma no, ma poi cosa guarda che roba. che non si Ma- può dire niente. Pa logica della tua poesia, il tuo bagno diventa la dispensa, capito? No, Esatto. non disegna ancora tutti che insetti. Se proprio ancora, proprio, ancora, a me piacerebbe. Senso, Comunque, vabbè, tu minimo. Beh, insomma, non sei tieni curioso. presente, ma poi la curiosità, anche poi immaginatevi, non so, una bella rivisitazione di quella che è la cucina tipica italiana in questa chiave, tipo, non so, dei insetti. piatti meravigliosi, tipo sfilacci di cavallette. Buoni quei, O buoni. tipo larva di colonnata. Larva O di colonnata. Ma anche un piatto veneto. piatto che vuoi. veneto tipo risi e bissi. Risi e visti benissimo. Sì, Però, sì, un po', terribile. cioè, però un po' di curiosità, mio No, onestamente. io qualcosa assaggerei. Cioè, io qualcosa assaggerei, tipo una Sì. roba che mi intrippa tantissimo sono i grilli. Cioè, I grilli, ma sai che i grilli sì, ma
anche a fritti. Beh, ascolta, se mangi i gamberetti, ti puoi mangiare anche cavallette, Ma no? certo, cavallette fritte. Cavallette fritte, vabbè. Fritte. Cioè, a parte che fritto ti puoi mangiare anche un sugavan. Purché non sia il suo. No, Se no- Ancora con sta storia, Vabbè, stiamo vabbè, dando un messaggio sbagliato. Va bene, Guarda che basta roba. parlare di sporcizia e torniamo a concentrarci sulla puntata. No, di era questa meglio se sera. parlavamo di cucina veramente. Esatto. Penso che a tanti sarà passata la fame dopo questa introduzione. Ma siamo arrivati a un momento importante. Abbiamo un ospite, ragazzi. Abbiamo un ospite, non so se vi ricordate, la scorsa puntata del Senz'altro Show abbiamo avuto una vincitrice del nostro gioco, il Marsh Melody. Esatto, se non ve lo ricordate voi me lo ricordo bene io e se lo Perché? ricordo molto bene anche il mio dentista. Vogliamo spiegare come funziona? Come funziona? Praticamente Gaetano con la bocca piena di marshmallow deve farvi indovinare delle canzoni a casa. Ecco perché Marshmelody. Esatto. Finché Gaetano vomita, voi indovinate. Non è che Esatto, questo è un po' quello succede dopo. E il la divertimento. vincitrice della settimana scorsa, signore e signori, è qui con noi. Chiamiamo Valeria! Eccola qua, Valeria! Che Benvenuta. Che meraviglia. Ma che bello. Valeria, benvenuta. Guarda, possiamo darti non solo il benvenuto, ma ti diamo subito il kit preciso. Questa sarà la sedia dove tu ti siederai, tra l'altro davanti alla Hall of Fame che abbiamo ribattezzato Hall of Femme, perché ci sono solo donne fino adesso vincitrici. Ti siederai su questo trono, ma naturalmente avrai in testa il copricapo tipico e degno di una regina, della regina dei nostri vincitori. Guardate, col diadema Anche il microfono per parlare. Grazie. Il diadema praticamente è il coso che te gonfi. Mai avuto una corona no, così che- bella, Mai avuto. È una corona bello, gonfiabile. che bello. Senti Valeria, quanti anni hai? Possiamo chiedertelo. Aspetta, io intanto perché mi metto qui 18 vicino a lei, non so in una se- gamba e 18 nell'altra. Ok, quindi sappiamo che tra più o poco è il tuo meno compleanno, giusto? Fra 2 giorni, sì. quindi Scusa è- Marco, posso dire una roba che devo pensare tutti a casa in questo momento? Eh. Perfino Valeria è più alta di Gaetano. Io vuoi senza poco, dai. corona. Come tra- scusa? Io vuoi poco. Vabbè, con questo ciao, grazie, arrivederci, buona puntata a tutti. Non l'avevamo preparata, cioè questa è proprio stata... Vabbè, senti Valeria, qualche domanda? Hai ancora i denti del giudizio? Ma che domanda Penso di sì. Penso Se di sono sì. cresciuti, ma Che ho lavoro qualche fai? dubbio. Faccio le buste paga, l'impiegata. ma Dai. Sì. ti ha negato a portare qualcosa? Infatti, No, magari se te ne non si massa avanza una. niente. Ah, va bene, ok. Allora, senti qua, per risolvere il problema del doppie punte, va bene la difesa a 4? Certo. Ok, benissimo. Certo. E lo stecco del ghiacciolo va nell'umido o nella carta? Attenzione. Verde ramaglie? Io lo metto nell'umido, Nell'umido. però non so se... Scriveteci da casa, cari amici dipendenti dell'Etra, di tutte quelle aziende che rancurano Scoasse, se è corretta la risposta di Valeria. Ultime 2 domande. Quanti spettacoli live hai visto di Marco e Pippo? Tantissimi. Tantissimi. Dai. Tantissimi. che bello. Però Quindi è da tanto tempo però che non vi vedo. Grazie. Infatti oggi è un'emozione proprio grande. Che bello. E senti, perché pensi che noi siamo di gran lunga i migliori comici al mondo? Non ho nessun dubbio. Vabbè. Che Allora, fantastico. senti Valeria, noi ti abbiamo fatto alcune domande e abbiamo un po' analizzato il passato di Valeria. Sì, ma vorrei chiederti anche qual è un po' il ricordo più bello del passato, così da condividere con i nostri amici a Allora, casa. guarda, proprio un paio di settimane fa ho partecipato ho telefonato in diretta a uno show, a 2 o 3 comici, non so. Posso 2, 3. dire. Conosco. E ho preso la linea Sì? e ho vinto. No, Grande! vabbè, applauso. cioè. Giuro. Che bello. È stato bello scavare un po' nel tuo passato, ma questa sera c'è una sorpresa per te. Perché tutti bravi a parlare del passato, ma nessuno dà uno sguardo anche al futuro. Ci ho pensato io. Ho invitato un ospite straordinario, un guru. Un guru Direttamente Wow. dall'India. dall'India. Si chiama Ramen Afasoi. Lui Dall'India? Sì. Scusa? Ramen Afasoi. Tipo ramena fasoi? No, Ramen Afasoi pare una roba Dall'India. Dall'India. E praticamente con le sue vibrazioni riesce a guarirte. Sì, ma se ramena fasoi spero che non sia vibrazione che penso. No, non sta a perché, preoccupare. scusate, ma, Signori e signori, sono anche emozionato nell'annunciare il guru Ramen Afasoi. Allora, applauso. Buonasera. Maestro. Benvenuto. No, benvenuto. Maestro, Ah, benvenuto. Maestro. Dio connettersi all'universo. È da tanti anni che si connette. Se ne passa la fibra sul cervello. Non sta neanche a osare offendere lontanamente il maestro. Benvenuto, grazie. Pippo, Marco, Valeria. Pippo, Marco, Valeria. Sì.
Come ha fatto a indovinare subito, Rebecca? Che appena detto te? No, ma Valeria da Anguillara? Anguillara Veneta. Sì, Veneta! Scusa, ma... Come fai a sapere tutto? Ma ora sentiva parlare, da dovuto che sia. Cioè... Oh, va bene. Ramen, grazie maestro per essere con noi. Va bene, Ramen. Sai illuminare con qualche perla? Ricorda che l'acqua è potabile, ma anche la siepe, però non berla. Ah, giusto. Ti avete mai pensato che se te vedi una siepe non te da berla? Perché infatti si dice go magnà a foglia, no go bevu a foglia. Cioè, si fuma a foglia. No, nel senso che vedi, io so darti dei consigli pratici sulla vita. Sì, ma hanno detto che abbiamo da forse vuoi che te schiaccia. Cioè, abbiamo da sentire il futuro di Valeria. Sì, Ramen, vai col futuro. No, vabbè, Ramen, maestro. Ah, maestro, c'è qualcosa per Valeria? Ci saranno 2 momenti nel prossimo anno in cui dovrai abbandonare dei beni materiali, uno col caldo e uno col freddo. Caspita, come fai a sapere queste robe? Beh, 30 giugno e 30 novembre bisogna pagare l'IRPEF. Cioè, Valeria, te fai buste paga, te paghi le tasse. Bravo! Ovvio. Bravo! Sei guru? Anche No. a te, sei sicuro? Oh. Ti tacchi pensare come però No, grazie, guarda, grazie lo stesso, ma anche no. Qualche altra perla di saggezza magari per me? No? Per me? Sì. Ah, Sì. Va bene. Se ti chiedono da quanto tempo non fai l'amore e tu rispondi 4 settimane e la tua donna dice 1 giorno, ricorda che il tuo non è un problema di memoria. No, secondo me te si becco in che caso. no, vabbè, è. ma adesso non... Ricorda che se non ci sono alberi non puoi trovare ombra, ma se sei pieno di ombre, attenzione agli alberi. Giusto. Cioè, praticamente sono becco imbriaco. Non so. Te che hai chiesto di dirti delle robe. E ora vi lascio con l'ultima perla. Per me? No. Un uomo nudo può morire in vestito? Questa è una bella domanda. Grazie, Ramen. Grazie, maestro, e cioè. buon ritorno in India. Certo, no. No. Vabbè, non mi ha trattato benissimo. Vabbè, però mi sono proprio un fan di sto guru. Lei è meraviglioso. Sì, cioè. mandaria a fanguru anche a me. No, Ascolta, lei è forte. Facciamo così, Pippo te vado a spiegare 2 o 3 cose. Nel frattempo che spiego 2 o 3 cose a Pippo, noi andiamo a vederci un video perché c'è una coppia di amici che è in vacanza alle terme Li conosci? ormai da qualche Sì, tempo. senz'altro. Brava, Bene, signore e bravissima. signori, Duilio e Ines. Adesso capisco perché sono così tanto contenta su sto weekend romantico, Duilio. Ascolta, i ritmi della vita dicono 6 giorni di lavoro, 1 di riposo, 6 di lavoro, 1 di riposo. E anche il cervello dell'uomo funziona proprio così. Ogni 6 secondi ha un secondo di stacco, dopo riparte. Incredibile. Tanto capito? Non devo parlare qui. Vabbè. E mi te becco sempre al 7° secondo, è incredibile. Ancora 4 qua. Signor Duilio, personal assistente 24 ore su 24 servizio in camera. Sì, ma qua non siamo mica in camera, mi scusi. E poi, non è bello stare qua a origliare. Vale, io non vedo, non sento, non parlo, signor Duilio. E comunque secondo me ha ragione la signora. La domenica si dovrebbe riposare. Ah, per fortuna non stavo ascoltando. E comunque mise anni che non passano a me domenica ideale. Ah, sentimo, sono curiosa. Come sarebbe tua domenica ideale? A me domenica è perfetta. Beh, te alzi a mattina e che se sto profumin di stinco che vada la sera prima. Trovo i brioche pronte da pasticceria, arriva a mezzogiorno, si mangia e nel frattempo me vardo a partita, possibilmente l'Inter. Dopo pranzo mi vago in bar a guardarmi a partita, possibilmente l'Inter, e a casa nostra arriva tutti i nipotini che sta con te tutto il pomeriggio e mi preparate una bella torta che mi mangio a sera. Quando torno dal bar, a sera si cena, mi mangio la torta che abbiamo fatto e mi vardo a partita, possibilmente l'Inter. Quante partite solo all'Inter? Quindi se ho capito bene, la tua domenica ideale è che mi cominci a spegnattare stinco dal sabato sera e a domenica mattina vado a torta e brioche, vado a mangiare il pranzo della domenica muta perché che sia partita possibilmente l'Inter, dopo arriva a smarmaia del nevodi e vado a mettermi a spignattare a fare la torta con iori tutto il pomeriggio finché il signorino quasi in bar e a sera se mangia la tortina e se guarda un'altra partita finché mi netto a cucina e smerdata le manine dei nevodi. Ah? Questa sarebbe la tua domenica ideale. Copatte! Ecco, vede signor Dianeo, questa femmina non mi ama altro. Questa femmina non sa più cos'è l'amore nei confronti del suo uomo. Ma non dica così, signor Duilio. Anche lei, signora Ines, se posso permettermi, è un po' troppo dura con suo marito. Anche questo è amore.
Si ricordi, l'amore non si nega mai. Te hai ragione. Ma cosa fa? Tranquillo, l'amore non si nega mai. Signor Duilio, multa, multa, multa! Non si entra in acqua senza cuffia! Ma cosa? Veramente. Quale? Ma Cioè, il cappello povero di Duilio Duilio. vai da cuffia? Non credo, il cappello da Muraro non vai come no, è cuffie del stato solito. multato seriamente. Allora, noi adesso ti facciamo accomodare su questo trono, Grazie. Valeria, quindi puoi accomodarti qui molto bene. Se hai bisogno di qualsiasi cosa ci chiedi Grazie. e noi siamo qui a Grazie. tua completa Chiedi che disposizione. tanto non abbiamo niente, quindi ti chiedi, tanto non ti rispondemo. Perché sta per iniziare il gioco e quindi ci si Eccolo può qua. prenotare i numeri che vedete in sovraimpressione, vero Pippo? Bravissimo Marco, il gioco Marshmelody l'abbiamo già visto la volta scorsa, dovrete semplicemente indovinare 5 canzoni che Gaetano tenterà di cantare con i marshmallow in bocca. Vuoi iniziare a prepararti tu, a No, impedirti la dipende bocca? quanto ci mettete, perché non è che Fai poco posso. calma noi altri, Secondo così me- tanto io si incocona. Aspettiamo la prima telefonata e tra l'altro Valeria preparati e stai molto concentrata perché alla fine del gioco forse potresti Mi tocca concorrere ancora. come campionessa in Brava, carica. potrebbe essere Quindi- che te tu tocca mantenga ancora. la vittoria. Allora, non so se abbiamo già qualche telefonata in linea, Sì, ce l'abbiamo ce e l'abbiamo. quindi pronto? Chi sei? Buonasera, sono Alberta da Latina. Alberta No! Latina. Ma Alberta che aveva Ma già non ci posso chiamato la volta credere. scorsa. Esatto. No, E ma che dai. aveva, e possiamo dire Sono che aveva. proprio Vedi, ormai in 2 settimane hai imparato il dialetto, sei a posto, Alberta. Allora, che io- tra l'altro Alberta aveva quasi vinto la volta sì, scorsa, no, quindi infatti- campionessa, È vero, campionessa. Ah. Allora, Alberta, posso chiederti, in questa settimana hai scritto messaggi di odio nei social a Valeria o ti sei trattenuta? No, sarà bravissima. Oh, bene, Beh, bene. allora, intanto io non so come Valeria abbia fatto, scusami, Alberta abbia fatto a prendere la linea perché vuol dire che sei molto attaccata al telefono e molto attaccata alla possibilità di vincere, Alberta. È E rapida. quindi, Guarda, è stata una botta di... Ecco, aspetta, Abbiamo puoi dirlo? capito. Vai, dillo. Allora, di Alberta, cuoio. siccome hai qui la persona che ti ha soffiato la corona la settimana scorsa, la settimana l'altra, Ah. hai la possibilità di rifarti. Quindi io direi Sì. via al gioco. Pronti? Ok, Via. vai. Secondi, ragazzi? Sì, ce l'hai. Puoi dire passo, Alberta, puoi dire passo. in mezzo al cuore. Se qui, tu che sei diverso. Almeno tu nell'universo. Sì, una, vai. Però sta quasi esaurendo il tempo. Vabbè, col video. Leggerissima, musica leggerissima. Sì. Brava. Dai. Sì. Sta per C'è finire. nell'anima. Sì, Brava, tre. però Vai. abbiamo 5 5 secondi. secondi, 4. Vai. Stop, è finito il tempo, Alberta. Alberta, ne ha indovinate 3. Brava, Quindi- brava. Non si sa mai. E ora è la roba più bella che Alberta si deve fare di tutto per cercare di venire in Veneto. Cioè, Esatto. è aggazzapallini l'altra volta. Non è detto che tu Non ci riesca. Esatto, perché con queste tre canzoni indovinate magari vinci questa sera. Bene, andiamo avanti allora Se con non la... vinco stasera ci riproverò. Brava Alberta, così ti vogliamo. Senz'altro. Agguerrita e vincente. Ciao. Brava. Ciao, Ciao, Alberta. Alberta. Ciao. Andiamo Ciao. avanti con la seconda l'abbiamo. telefonata. Pronto? Pronto? Quelli sotto sono meno sillegosi. per cui... Buonasera. 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 Finalmente un uomo in questa trasmissione Oh, di là. tutte telefonate femminili. Chi sei? Sono Filippo e chiamo da Pozzanovo. Ciao Filippo. Pozzo Novo. Pozzo Novo. Beh, l'abbiamo citato più volte il Pozzo Novo anche nei nostri video. Sì, Diciamo sì, ho Conti. sentito sì. Cosa fai di bello a Pozzo Novo, Filippo? Niente, è un'attività in proprio di vendita a domicilio di bibite e bevande.
Allora dai, dici il nome che così facciamo pubblicità a gratis. Il nome mio è FB, Filippo Ballotta. Filippo Ballotta, bene, dai. Allora rivolgetevi a Filippo Ballotta per le vostre bevande, che poi ci girerà il 10% delle nuove vendite. Sì, Chi ha gente del Pozzo tranquillamente il Novo, 10%. persone del Pozzo Novo te chiamerà, suppongo, l'acqua roio, cioè detto. Sì, proprio sì. Scusa, uno che vende acqua, il Bivitaro anche se no. Scusami, ma uno che vende acqua a Pozzo Novo. No, gatto capito. Sì, Maratic. Grande Filippo. Allora, sei pronto per giocare con noi? Sì, ci proviamo, dai. Hai 1 minuto di tempo, i nostri autori vanno via col tempo, vai! Vabbè, questo è facile. Dimmi quando tu verrai. Vabbè, dai, va bene, vai. Seconda. Questo è un po' più difficile. Questo è difficile. Puoi sempre dire passo, eh? Passo. Passo, vai. Questa è facile. Vai? Sì? No, non mi Passa. Passo, sono dai. Testa di cascare. Vai Filippo, c'è 3, 2, 1. Tutta mia la città. Filippo, grazie per aver giocato con noi. Non sarai sicuramente il vincitore di stasera, però hai fatto pubblicità alla tua attività. E te par poco. Grazie mille, gentilissimi. Ciao Filippo. Buona serata, grazie. Ciao. Sentiamo se c'è qualcun altro già in linea. Sì. Eccolo, ce l'abbiamo. Pronto? 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 Sì. Ciao. Chi sei? Ciao, sono Deborah. Deborah. Con l'H o se... Deborah senza l'H. Deborah senza l'H, benissimo. Perché forse che fa tutte le pettoletti in testa l'H e ora non ammette. Esatto. Senti Deborah senza l'H, dunque col gel. Esatto. Ascolta, da dove ci chiami? Telefono da Padova. Da Padova, conosciamo. Cosa fai di bello a Padova te? Allora, sono impiegata e ho creato il gruppo Le Putelle di Ciano. Applauso. Sono io. Brava! Ma allora, attenzione, perché Deborah, che ha creato il gruppo Le Putelle di Ciano Contino, non è che ci ha chiamato prima per dire posso venire in diretta. No. Lei si è messa, giuro. Hai capito? si è messa in coda come tutti a chiamare. L'umiltà Giuro. L'umiltà Che di bello. Deborah. Allora, Deborah, Sì. Gaetano che ha la bocca piena, Deborah, scusa, se siamo persi a chiacchierare. prima che muoia Gaetano, iniziamo col gioco. Hai sempre 1 minuto di tempo da questo istante. Vai, Deborah. Vai! Piccolo grande amore. Sei, una! Quindi parte, ne arte, Sì. ricominciamo. Brava! 2, vai! Una donna ormai, una donna, dimmi. E quindi? Donna, dimmi. Donna dimmi. Mezzo, Vabbè, mezzo, vai. mezzo. Sono una donna, verissimo. Non sa che te soffri proprio la Vai Deborah che sta per scadere il tempo. Non ho capito! Puoi dire passo. Passa. Passo, vai. A mezzanotte sai che io ritornerò. Va bene. Mentre Gaetano vomita i marshmallow. Ma manda i Zocchi Zebone, manda i miei amici. No, questo è da Gaetano, qui a grande. Ma... Deborah, non abbiamo capito, però grazie. Allora, grazie per aver giocato con noi. Dopo il nostro notaio farà il conteggio Esatto. e Sì. eventualmente sappiamo dove contattarti. Grazie Deborah. Grazie Un per le saluto a tutte le putelle. Sì, Ciao putelle. Ciao putelle. Ma dopo le nominiamo. Dopo arriverà anche Valeria, è una putella tra l'altro. Sono una putella anche È io. una putella anche lei. Che bello. Posso dire una roba, Gai? Sì. Va a bere un goccio d'acqua. Sì, vado, perché prendi, sennò qua- sta Sei tranquillo. povero. Ascolta Valeria, già che sei qui con Sì. noi questa sera, volevamo farti altre 2 o 3 domande se ti va.
Però sta attenta Va come bene. te rispondi. Ok. Perché la prima domanda era: ti stai divertendo? Tantissimo. Ecco, Bravo, brava, Valeria, risposta brava, Valeria. esatta. Poi, Risposta esatta. è vero che siamo molto più belli dal vivo che online? Ma devo dire no. Cioè, neanche online praticamente. Cioè, nel senso che siamo brutti in entrambi i casi o Scusa, sempre Pippo. meravigliosi? Siete- Attenta come che te rispondi. Siete sempre belli uguali. Eccola qua. Ascoltami Valeria, volevo farti una domanda tecnica. Tu il bagno lo pulisci quando vengono ospiti o in generale? Ancora questa storia. Io l'ho pulito che stamattina, ma non sono venuti ospiti. Ah, visto Filippo? Fatti qualche domanda, amico Vabbè, mio. vabbè. Fatti qualche domanda, amico mio. Cambierò le mie prospettive. Grazie Valeria. Andiamo Comunque- però Prego. avanti A buon con rendere. l'opinione, Pippo, Andiamo avanti. Questa è una storia di sforzo e di sudore. Vabbè, però con rodo da carta igienica in mano se fosse. È il 16 gennaio del 1921. Da poche ore albeggia sulle cime dell'Himalaya dove inspiegabilmente è in corso una fortissima nevicata. Spiegabilmente sull'Himalaya. Ma questa è un'altra storia. Come dicono gli inglesi, it's another story. E perché mi ho detto? Perché la storia che vado a raccontarvi è degli anni 70 ed è dentro la leggenda di uno sport dove la tenacia dell'atleta è messa a dura prova da una triplice sfida di resistenza: nuoto, ciclismo e corsa. 50 km senza interruzione. Come dicono gli inglesi, triathlon. Come direbbe Winston Churchill, boia. Scusa, ma Winston Churchill che aveva origini venete. Forse da parte di Nasia, però magari se gli ha detto boia. Forse... Questa è la storia del più grande triatleta che il Veneto abbia mai conosciuto. Karl-Heinz Wolfgang Amadeus Beckenbauer Strasse, detto Tony Paltan. Che non mi pareva tanto Veneto prima. Tony Paltan. La storia di Tony Paltan è una storia comune a moltissimi altri. Sua madre purtroppo muore 10 anni prima che lui nascesse. Come ha fatto? Suo padre è un uomo austero che però conosce fame e sacrificio. E infatti la dinastia dei Beckenbauer Strasse è proprietaria da 5 generazioni di un modestissimo castello di 32 stanze ai piedi dei Colli Berici. E i Colli Berici sono suoi. Poretti. Scusa, ma è modestissima, Sì, sì, sì. Ma lì internet prende poco. Come dicono gli inglesi, Prende poco. Tanto poco. E così Tony Paltan passa le giornate a correre. Lui corre felice, corre a perdifiato, corre per la sua libertà, corre, come dicono gli inglesi, Gemo Capio corre. Sempre dalla parte Churchill. Corre perché è inseguito il più delle volte anche dalla sua servitù, che lo obbliga a fare delle cose terribili, tipo il kitesurf o lo scrub con la crema micellare. Una vita di stenti. Ma quando tu vedi Tony Paltan seguito dalla servitù, subito ti vengono in mente le mattine dell'Africa, con l'eterna sfida tra leone e gazzelle. Ma come dicono i Masai, non è importante che tu sia leone o gazzella, Masai che devi correre. Ma questo Masai che sembra una però è questo. Tony Paltan corre perché per lui correre non è semplicemente uno sport, è vita. Gli inglesi dicono it's life. Che sia un predestinato anche sulle due ruote ce lo dice un pomeriggio del 1975. Davanti al patronato di Pegolotte ruba la bicicletta di Don Alfonso e inizia a pedalare forte. Arrivato circa a Copenaghen, Don Alfonso smette di inseguirlo. Gridandogli una frase che sarà profetica: diventerai il più grande triatleta di tutti i tempi. In mezzo ad altre frasi meno profetiche. E anche meno ecclesiastiche. Anche secondo me, sì. Se quello per Don Alfonso è l'ultimo giorno, per Tony Paltan è chiaramente la svolta. Perché lì a poco, qualche giorno dopo, si iscriverà alla prima gara di triathlon. Ed eccolo lì, meravigliosamente vestito nella sua tenuta ginnica, con questa canotta rossa e questi pantaloncini di un colore, come dicono i Masai, né verdi né rossi né blu, Masai. Adesso mi vola che dago il faro in testa. Tony Paltan sa di avere un grande talento e sa di avere una grande occasione. Ma ciò che non sa è che ben presto alla sua porta busseranno gli eventi, il destino, il fatto. Come dicono gli inglesi, din don, Amazon, c'è un pacco per lei. Ma che inglesi conosce questo? Secondo me non conosce benissimo. Tony Paltan si butta in acqua per la prima frazione di gara, ma in quel momento si ricorda di non aver mai preso lezioni di nuoto. Scusami. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero state necessarie? Ma se triathlon, Tony Paltan affonda e non riemerge mai più. Scusami. Le sue ultime parole furono glu 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 glu. Ma Perché il triathlon sa essere anche bastardo. Gli inglesi dicono it's cankerous. Sì. E quando sei a un passo dalla Coppa del Mondo ti può togliere tutto. Sempre dalla Coppa del Il Mondo. New York Times titolerà il giorno dopo: per il triathlon
Tony Paltan se ne ga. In tutti i sensi se ne ga, tra l'altro. Questa era la storia del più grande triatleta veneto di tutti i tempi. Quel Karl-Heinz Wolfgang Amadeus Beckenbauer Strasse, detto Tony Paltan, che passerà alla storia con il soprannome di l'insemenio. Ecco che c'è una spiegazione ora. No, vabbè. Non credo sia l'unico insemenio di questa puntata. Comunque grazie al nostro, non lo so chi sia, però grazie per questa storia di grandi veneti che ci mancavano. Che ci mancava. E ora, cari amici, mini spot. E dopo questa grandissima storia Dell'insemenio. quindi la settimana scorsa il grandissimo Tony Paltan, me lo ricordo. Come che con l'insemenio si vegno dentro? Che mi sono sentito chiamare per questo. Ma a proposito di chiamare, è il momento della seconda parte del di Marshmelody. Certo. Ora possiamo riaprire anche le telefonate se il fegato di Gaetano lo consente. Se ce la faccio, sì. Allora ne abbiamo già una. Chi sei in linea? Pronto? Sì, ciao, no, Alessandro da Baone. Ciao Alessandro. Ciao, Alessandro da Baone. Colli e Ugani, qui proprio in mezzo ai colli, Alessandro, vero? Siamo proprio noi, sì. Come si sta a Baone, Alessandro? Bene. Ma che sei ancora a Lupa, che giravano a Lupa per Baone tempo fa? Sì, ma non va più di moda. No, basta. Già passare, era da 2 mesi fa. Ah, ok, vabbè. Ma comunque no, forse ancora sappiamo che è tornato il lupus sui colli Ugani, sì, quindi insomma, vabbè, bello, ci piace, non so se siete contenti voi a Baone, però noi siamo contenti. Anche Gaetano, sei Allora, contento. Alessandro, sei pronto per giocare col Marshmelody? Che proviamo, dai. Vai, 3, 2, 1, vai! A mezzanotte sai che io... Sì, ok. Vai. Mi guarda muti. Vai. I migliori anni della nostra vita. Bravo, vai! Ci sei adesso tu. Sì. Con te partirò. Sì, 4. È bellissima. Grande Alessandro. Allora Alessandro però, aspetta Alessandro, perché hai superato solo il primo scoglio. Porca boia. Qui abbiamo la vincitrice del Marshmelody della scorsa settimana. Sì. mia. Abbiamo preso il tuo tempo, poi prenderemo anche il tempo di Valeria. Quindi grazie intanto per aver giocato con noi. Ci terremo in contatto se sarai tu il vincitore. Cosa serve questo? Non so perché gli autori mi hanno messo questa vicino per buttare i liquidi se dovesse incastrarmi. È una cosa di sicurezza. Ma travasare i Marshmelody. Grazie Alessandro, saluta i colli Ugani. Abbiamo un'ultima forse telefonata. Ciao Alessandro, grazie. Ciao. Ultima telefonata della serata. Chi sei? Pronto? Ce l'abbiamo? Pronto? Sì? Sono Margherita. Ciao Margherita, come stai? Da dove chiami? Da Monselice. Baone Monselice, si vede che là i gai antenne che ciappa bene. Zona Padova questa sera. Sì, stessa aria. Quanti anni hai Margherita, scusami? 21. 21, ti sento giovane. Sei anche musicalmente preparata Margherita? C'è mia mamma qua a fianco, quindi dai. Quindi hai l'equipe al completo. Sì, perché vedendo l'età di Gaetano ti dici meglio che ci abbiamo aiuti. Vedendo l'età di Gaetano c'è l'equipe 84. Margherita, sei pronta? Vai col minuto, via. Sì. Dai.
Vai mamma. Facile. Passo. Passo. Non lo so. Passo, non lo so. Passa. No, non lo so. Niente da fare. Passo. Aspetta che qua Non lo so. niente. Allora, hai 4 passi, Margherita. No. Allora, è finito il tempo. È finito il tempo, Margherita. Vabbè, grazie. Mi è piaciuto sentirvi. Grazie a te, saluta la tua mamma. Ciao. Ciao a tutti, ciao Monselice intera. Che dire, probabilmente Alessandro Di Baone è la persona che potrà insidiare il trono di Valeria. Valeria, alzati E cammina. Valeria, vediamo in quanto tempo riuscirai a indicare il maggior numero di canzoni. Però Valeria, mi devo mettere dall'altra parte, che sennò riesci a proviamo. vedere i titoli delle canzoni. Non sbirciare. Mi metto io di qua, se non è un casino per la nostra Respira, troupe. molto bene. Riscaldamento. Abbiamo creato Molto un bene. caos. Pronti? Ok. Gaetano sta inserendo i marshmallow all'interno della sua cavità orale. Per Una scena proseguire bellissima, poi- tra l'altro, da vedere dal vivo. Dal vivo, perché lei ha la visuale sul cestino dove Gaetano poi riporta sputa. i marshmallow. Esatto, che saranno Gaetano? riciclati. Mangia qualcosa però. È bello che i nostri autori, i registi, tutti ridono nel vedere Gaetano incocconato. Ci siamo? Pronta Valeria? Pronta. 3, 2, 1, via! Scende la pioggia. Sì, 1. Questa te la canti proprio mai, però. Voglio venire Era un passo velatamente. Niente, passo. No, allora però posso dire una cosa. Il confronto con Alessandro. No, dai. Valeria, è Mi impietoso. spiace. E allora il vincitore ce l'abbiamo. No. Qua. La prossima volta non ci sarai tu, ma ci sarà Alessandro da Baone. Alessandro, ti contatteremo. Esatto, però puoi restare Bene. qui, non è che te mandiamo proprio via. Non subito, adesso. posso stare qua intanto. Puoi accomodarti, però questa adesso la dobbiamo bucare. Il segno di protesta. No, Valeria, sei stata comunque molto brava, perché Grazie. Gaetano da bastardo che ha scelto i più difficili di tutte. Esatto. Podevamo anche dirlo. Le ho scelte io, ma insomma, questa la canto male ed era... Non l'ho proprio capita. Ah, non l'hai proprio capita, mamma mia. Ragazzi, ci fermiamo un attimo perché stavolta ce l'abbiamo. Sì. Abbiamo il video del nostro media partner. Noi andiamo in diretta ad ascoltare cosa succede a Radio Piazza Ferro. Regia, vai. Let's go. This is your radio, your station. Ma colpa te! Si può fondere il blues con il pop? Apparentemente sì, dopo aver ascoltato l'ultimo brano di Alex Britney Spears. Bentornati in diretta su Radio Piazza Ferro, One Piazza, One Ponte. 100% musica mestrina, 6% musica straniera. E complimenti agli autori assenti quando i spiega matematica. E ora il momento preferito dai nostri ascoltatori, gli annunci dei single di Mestre che cercano l'amore. Andiamo con la rubrica Cocomore, cerco amore. Anna, 36 anni, vedova 4 volte, cerca marito per mesi sereni. Daniela, 44 anni, single, amante della montagna, cerca uomo come rifugio. Matteo, 36 anni, veste Gucci, guida una Maserati, ferma cravatte d'oro, amante degli orologi rari, cerca compagna che non badi troppo alle apparenze. Oreste, 92 anni, cerca compagna per esaudire il suo desiderio di diventare padre, cortesemente solo donne coetanee. E a tua speranza me voria, Oreste, per fortuna c'è Cocomore cerco amore, magari prima che il more. Rubrica offerta dal nostro sponsor. Luca Magni e Paolo Melton sono lieti di invitarvi all'inaugurazione della nuova pescheria di Mestre, Magni Melton. E da oggi potrai finalmente dire: conosci una pescheria a Mestre? Magni Melton. Magni Melton, la pescheria di Mestre.
Certo, viene da ridere pensando alle pescherie che sei a Mestre. Vabbè, insomma, Luca Magni e Paolo Melton. Abbiamo sentito prima nel nostro Radio Piazzaferro che c'è una rubrica Coco Amore Cerco Amore che probabilmente se funziona a Mestre vuol dire che funziona in tutto il mondo. Certo. E quindi abbiamo pensato, perché non portare anche noi in trasmissione qui la posta del cuore, no? Rispondere dei cuori solitari e tutto il resto. E quindi abbiamo immaginato che ci potesse essere soltanto una donna in grado di poter rispondere ai vostri problemi di cuore, e lei è la donna per eccellenza di questa trasmissione, Elsa Faggin. Meraviglioso. Prego, si accomodi. Buonasera signor Pippo, buonasera Elsa. signor pubblico. Che bello Che bello Elsa. essere qui con lei. So che ha preparato questa rubrica speciale per tutti noi questa sera, vero? Sì, buonasera a tutti. Questa sera mi occuperò del vostro cuore senza necessariamente praticare un'incisione nel vostro torace. Lo spero bene, Elsa, lo spero bene. Bene, allora Elsa, vogliamo spiegare un po' come funziona? Lei risponderà delle telefonate in diretta, insomma penso che ci sono molte le donne che mi scrivono in merito alla difficoltà di trovare l'amore. Che bello. Sì, io sono esperta, è un breve spazio dedicato a voi donne che non trovate l'amore o l'amore che vi dà tante preoccupazioni. Allora io spero con questa rubrica di farvi trovare un amore senza pene. Beh, che detta così. No, detta così non è proprio meravigliosa. Valeria, tu hai un amore senza pene? No, per piacere, lascia stare Valeria. Tu sei fidanzata, Valeria. No, e quindi vedi, può essere una soluzione. Allora puoi scrivermi anche te sulla mail, se no dopo ti do dei consigli. Esatto. Allora, iniziamo. Ci sono delle telefonate. C'è una telefonata. Sì, forse ce l'abbiamo già. Regia, possiamo sentire chi ci scrive? Pronto? Pronto? Sì. Ciao Elsa, che piacere sentirti. Sono Giorgia. Ciao Giorgia. Giorgia come la cantante. Come nome sì, ma no come voce. Mi pare che sia un po' più... Giorgia carissima, dimmi tutto Giorgia. Cara Elsa, in tutta sincerità non capisco i gusti maschili. Cioè dicono di voler la donna vera e poi cercano quelle fintone con la quinta di reggiseno, il sedere tutto alto, le labbra carnose, le gambe lunghissime, tutte depilate e tutte uguali. Elsa, che schifo, non trovi? Guarda Giorgia, sono perfettamente d'accordo con te. Anzi, come disse Sant'Antonio, grazie dello sfogo Giorgia. Ma cosa dice Elsa? Grazie Giorgia. C'è una cosa che hai detto che è verissima. Non se ne può più di questi ritocchini. Oddio, si esagera perché non posso negare di aver ricevuto anch'io qualche ritocchino estetico. Scusa, ma prima come ieri. No, ma cosa dici, Pippo? No, non porta rispetto. Posso dire una cosa? Ho detto al chirurgo nulla di visibile. Ecco, su questo che ha fatto un ottimo lavoro. Guarda Giorgia, grazie per lo sfogo, ti ringrazio per averci chiamato. Io direi di concludere questa telefonata lanciando un hashtag. Hashtag bellezze, acqua e sapone. Basta con questi ritocchini, torniamo alla normalità, come me. Anche schiuma da barba e sapone. Pippo, lascia l'hashtag acqua e sapone. Hashtag, scrivete tutti, commentate bellezze, acqua e sapone. Ragazzi, vi chiedo anche una cosa: condividete questo video perché questo messaggio arrivi a tutte noi donne. Certo, tutte le donne in difficoltà. Andiamo avanti con un'altra telefonata. C'è un'altra telefonata. Sentiamo un po'. Cielo, sono io? Sì, ciao, tu sei tu e io sono io, ma tu chi sei tu? Io sono Gianna, sono molto emozionata. Ciao Gianna. Ciao Gianna, grazie per averci chiamato. Gianna, cosa succede Gianna? Sai, mi trema la voce. Anche a me trema la voce, se mi dici così sono emozionata anch'io. No, ma guarda, davvero mi viene da piangere. No, ma non dire così che mi commuovo, poi mi piango anch'io. Proprio... No, ma guarda Elsa, non ce la faccio, ho paura di bloccarmi. No, ma non dirmi così, se no mi blocco io. Elsa. Mi sa che è meglio che metta giù. Sì, no, è meglio, sì. Grazie per aver chiamato. Che telefonata c'è? Bene. Ma regia, ma filtriamo queste telefonate. Ma scusi, anche lei ecco, meno male che ha messo giù. Tu. Allora, dopo aver risolto i vostri problemi telefonici. Aspetta, scusi Elsa, se permette, abbiamo un ospite. Hai una domanda per la nostra Elsa? Io avrei una domanda per la signora Elsa, perché nutro una stima profonda nei suoi confronti. Penso che sia...
Sì. No, è il mio ideale di donna, quindi io vorrei essere come te, Elsa. me lo dicono in Scusa, ma veramente questo è il tuo ideale di donna? Vorresti essere come lei? È molto elegante la signora Elsa. Guarda. Sull'eleganza Sì, siamo sì, d'accordo, sì. sì, certo. E penso che sia anche esperta in campo di uomini, a differenza mia. Mamma mia, altro che campo, ne ho orati tanti. Per piacere, Elsa, ma si contenga. E allora volevo chiederti, come faccio a riconoscere l'uomo giusto? Ecco, bella domanda questa. Brava lei, bella domanda. Questa è una bella domanda. Sì. Allora, intanto ti devo dire una cosa. L'uomo giusto non esiste. Così come non esiste la donna giusta. E l'uomo giusto alla fine non esiste. Cioè è un ideale. L'ha già detto che non esiste. Perché, non lo so, come le diceva anche Catone, l'uomo giusto non esiste. Ma l'ha già detto. Alla fine è un po' un ideale quella dell'uomo giusto. E anche questo l'ha già detto dell'uomo allora giusto. Allora io dico, Valeria, ricordati questa cosa. Ricorda, ecco, adesso lo dico. L'uomo giusto non esiste. Non esiste, esatto. L'uomo giusto non esiste. Che prezioso consiglio, complimenti a Elsa. Ma posso dire che fa l'applauso? Però comunque posso dire una cosa. Se trovi l'uomo giusto, passamelo. Perché hai detto che non esiste. Perché vabbè, merce rara. Vabbè, facciamo così, Elsa. Allora, basta con le vostre telefonate. Meno male. Ci avete scritto tantissime alla mail. Bello. Ci avete scritto tantissime alla mail. Allora io voglio leggere una mail ricordando che le vostre segnalazioni, scusate, ma questo mi ha scritto l'avvocato di dirlo. Le vostre segnalazioni verranno lette e trattate nel massimo rispetto della privacy, giusto. secondo il GDPR e anche il GPS. Certo. Cosa c'entra di No, ma per essere precisi, meglio ci scrive Marzia, che noi per privacy chiameremo Anna. No, questo allora, non doveva dire il nome prima, forse. No, ma si chiama Anna. Allora, ciao, sono Anna, notaio padovano piuttosto noto. Sono mamma di 4 figli, Gianluca, Beverly e i gemelli Dorothy e Timothy. Sì, però così si capisce. Un attimo che sennò si capisce. Da circa un anno e mezzo, periodo in cui mi sono trasferita con lo studio in centro e ho anche cambiato casa acquistando un attico con vista sul prato della valle, mi frequento con un famoso notaio padovano. Quando mi viene a prendere in zona pedonale con il suo Hammer giallo, ho sempre paura che i suoi figli Gregorio, Tancredi, e Gino lo riconoscano e ci vedano insieme. I sensi del DPGR GPS. Così scappiamo verso Vicenza al caffè Bianchini. Ovvio. Ti dico la verità, ho anch'io il terrore di essere riconosciuta. Guardi. Come possiamo superare questa paura della privacy? Ascoltami. Allora Anna, sono stata anch'io amante e so cosa significa questo terrore, insomma. La parola chiave è una sola: discrezione e non dare nell'occhio. Certo. È una parola chiave che è essenziale: discrezione e non dare nell'occhio. Una parola chiave e quindi è una tutta attaccata, è tutta attaccata. Senta Elsa, facciamo così: se volessero scrivere alla sua mail, perché lanciamo questo messaggio, volete scrivere dei messaggi sul cuore, qual è la mail? Potete naturalmente scrivere alla mail elsa__ chiocciola Aspetta, che sennò forse non capiscono. Elsa__ chiocciola Elsa. No, siamo d'accordo, Elsa. Allora, possiamo dire Elsa_ senza dire underscore? Perché comunque no, ma trattino basso è prima. Spieghi che io ti Pippo. No, allora, trattino basso e underscore è più o meno, cioè è la stessa roba. Quindi, se lei dice trattino basso underscore non si confonde. No, ma si scrive Elsa_ sì. Underscore. Ok. Sì, ma l'abbiamo già, ma non c'è possibilità, non l'abbiamo in sovraimpressione così la vediamo. Non lo so, tutti. Elsa, guardi, ve lo dico con lo spelling. Elsa. Trattino me la faccia lei. Basso, così vedi. Ma ha scritto trattino basso e poi anche l'underscore. Sì, perché tutti mi dicono cosa vuol dire underscore, trattino basso. Allora, prima glielo spiego, dopo lo faccio. Elsa_ underscore, tutto quanto dovete scrivere. Va bene, allora scrivete Elsa_ underscore, quindi quel trattino basso. Ecco, vabbè, comunque posso dire una cosa sulla discrezione per Anna, noto notaio padovano. Volevo dirti, non ti voglio dire tutto, però i segreti, perché ho paura che poi magari sei troppo riconoscibile. Allora, posso dire una cosa? Ci vediamo domenica, che vengo al concerto, quello di musica Yodel, alle ore 17. Ci vediamo là, ok? No, vabbè, ma scusa, se lei dice questa cosa, Elsa, scusi, poi come fa? Magari si riconoscono tutti, par brutto, no?
No, vabbè, ma insomma lei è la solista, adesso non penso che... Ma la solista discrezione non dare nell'occhio. Questa solista è st'altro con l'hammer giallo che aspetta in zona pedonale. Grazie, alla prossima puntata della Posta di Va bene, grazie. Che bella, no? Questa cosa della Posta del Cuore. Abbiamo inaugurato una nuova rubrica, quindi scrivete numerosi, mi raccomando. Anche già adesso in commento, se volete mandare i vostri messaggi, cioè delle domande per la Essa risponderà con le calma. vostre cose più intime e private mettetele su Facebook. Ma non un bel messaggio. No. Comunque, vabbè. Prego Pippo. Siamo arrivati a un momento particolare, no? Un momento particolare, un momento in cui, sapete, cara Elsa, l'ha visto anche lei, forse due settimane scorsa, fa, si ricorda? Al Senz'altro Show. C'è stato un ospite alla fine che e abbiamo fatto una cosa speciale, abbiamo ballato, se lo ricorda? No. Come non se lo ricorda? Dai. Faccio vedere, regia, fate vedere per piacere un attimo. Sì, che si è Tutti insieme! Lo vede? Costu Costesina! Non ricorda la mitica hit rap di Ciano? Costu Costesina! Era scatenata la ricorda? Ancora, è quella. Costu Costesina! Era proprio lei Mamma mia, che cantava Costu Costesina con questo grande impeto che ha contagiato non solo lei, ma molte altre persone che ci hanno seguito quella sera. Esatto, moltissime persone stanno preparando il ballo dell'estate Costu Costesina e allora adesso vi facciamo vedere un piccolo estratto di questi video che sono arrivati per noi. Vediamo. Costu Costesina, 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 Costu Costesina. Cioè, scusa, ma ho visto bene, ma quello lì che ballava per terra non ha fatto la coreografia. Ma perché c'è una coreografia di Ma Costu Costesina? ma come non la conosce la coreografia? La sanno tutti, ma la coreografia è una coreografia che tra pochissimo manderemo proprio il tutorial, lo pubblicheremo tra pochissimi giorni, tutti potrete ballare, è facilissimo, basta seguire i passi di questo tutorial, insomma, voglio dire, lo balliamo anche noi, è molto semplice. Ma com'è che lo sanno loro, scusami? È come lo sanno, perché loro fanno parte di un gruppo speciale, il gruppo Telegram, che vi riceve in anticipo o in esclusiva alcuni contenuti, quindi loro l'avevano ricevuto in anticipo e alcuni di questi, chiaramente pochissimi, ma alcuni li abbiamo presi al volo e li abbiamo subito inseriti in puntata per farvi vedere. Ma come ci si iscrive a questo gruppo Telegram? Ma come non lo sa come ci si iscrive? Si va sul sito, no? Sul sito internet www.marchepipo.com e c'è proprio un canale, cioè c'è proprio un bottone dove si clicca per, giusto? Ah sì. E allora se lo sa lo dica lei, scusi Elsa. Ti devi schiacciare quei bottoni, iscriviti a Telegram, è anche scritto. E allora se è anche scritto tutto il resto, tu naturalmente sei iscritta al nostro canale Telegram? Sì, ho schicciato il bottone. Hai schicciato il bottone molto bene e sai ballare la Costu Costesina Dance? Più o meno. Dai, facci vedere, la proviamo. Alzati in piedi. La cosa al volo la facciamo, Elsa, sennò. MC. Sei pronta? Via. Vai. Aspetta, Bellissima! che voglio ballare stasera! Aria! Snasa, magna, netta, ancora, vai! Grea, sai, snasa, magna, netta. Brava anche a sorpresa, è arrivato l'assessore Ciano Contina a ballare. Ma che bello, sgommia. Assessore, guarda, abbiamo un ospite, lei ha visto la puntata fino adesso, immagino di sì? Senz'altro, ho stato qui dietro le quinte, ho avuto caro di seguire tutta la puntata, bravissima, e ha perso, ho visto che così tanto campionessa non si sa bene. Ma cosa dice? No, bravo assessore! Ma cosa bravo assessore? Dobbiamo trattarla bene? No, invece lei è stata campionessa la volta scorsa ed è bravissima perché non solo ha ballato la Costu Costesina e ha gareggiato e vinto la puntata scorsa, ma tra l'altro lei fa parte di un gruppo speciale, giusto? Che sono le Putelle di Ciano. Prima abbiamo avuto una telefonata apposta per di Deborah senza l'H. Esatto. Sono quasi putrefatto nel sapere che
questo smerdaio di ragazze. Ma se possiamo usare dei termini più tecnici, Ma sarebbe più di anche parlare in italiano cosa deve Cosa devo fare? fare? Ha detto, vabbè. È compresa la nostra amica Valeria, si sono unite per fare questo meraviglioso gruppo social. Allora, per omaggiare Valeria, Bravissimo. non solo lei, per tutte quante le putelle in ascolto, abbiamo pensato a un regalo speciale. Abbiamo realizzato la maglietta delle putelle di Ciano Contin. Questa è una special edition della nostra maglietta senz'altro con proprio putelle di Ciano. Bellissima. Cioè, questo è un omaggio per te, naturalmente. Grazie, Certo. grazie assessore. Senz'altro. E non solo per te, chiaramente, dove si possono catare? No, vabbè, allora si trovano sul nostro sito, però io non siamo qui per fare pubblicità, assolutamente no. Insomma, che sito c'è? www.marcoepipo.com poi quando uno entra c'è la sezione official store che sarebbe un po' il negozio. Sì, però no. Allora, sul tuo negozio che vi sono le magliette o che Ma no, ci sono le magliette, gli ombrelli, i libri comici, c'è tanta roba. Scusate, se mi permettete, non è elegante fare pubblicità in questo modo, non è elegante. Abbiamo capito, abbiamo diversi gadget, ma non è il momento di fare pubblicità. No, è bruttissimo anche dire www.marcoepipo.com. Ma l'ha già detto, lo sta dicendo poi in Elsa. alto il penultimo lo trova. Libri comici da leggere sotto l'ombrellone durante la vostra certo, estate, magari indossando una bellissima t-shirt. Vabbè, avete detto che se vogliono possono andare a comprare il nostro merchandising sulla nostra pagina. E ora si devo fare pubblicità, no, lo avete detto voi fino adesso. Vabbè, ma senti, senti sto qua. Abbiamo dei venale. Abbiamo dei messaggi per il nostro assessore, per il nostro ospite. Elsa. Intanto voglio fare complimenti alla nostra Elsa che ha la barbetta sempre più curata. Mi pare quello dei miei franchi vecchi. La Montessori? No, Verdi gli era. No, per piacere, assessore, la tratti bene la nostra Elsa. Allora, che, posso permettermi di scherzare con la Elsa che ci conosciamo da tanti anni e abbiamo fatto tante esperienze insieme. Facevamo anche calcetto da giovani. Sì. Ci avete giocato a calcetto? Senz'altro. Vabbè, non voglio sapere di più. Invece vorrei sapere se c'è qualche email o qualche messaggio per il nostro. Allora, ci arriva una email da Malta. Che bello. Da Malta. Intendo l'isola, non, certo, non il materiale. Ma ovvio, non è che Malta ti mandano. No, certo, ti manda una mail adesso. Prego. Allora, Malta, l'isola, ci scrivono due fratelli, Matteo e Scalpeo. Ma per piacere, l'ho già sentito. Matteo e Scalpeo, ma per piacere. E ci chiedono, assessore, a inizio puntata avete parlato delle stampanti 3D che producono il cibo. Ecco, è vero. Lei che è assessore e quindi attento al territorio e alla valorizzazione, ho tagliato tutte robe sulla valorizzazione che non ci interessano. No, invece erano importanti, se le ha scritte, scusi. Sì. Ce la racconta una barzelletta? Senz'altro. Ma scusi, no, questa l'ho aggiunta io perché era una palla. Anche. Allora, per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, io ritengo che sia che sia conto a barzelletta. Bravo, ho detto io che chi dicevi che fa il cibo con stampanti 3D adesso. E ora sento cosa che dice il chef che prepara un piatto con stampante 3D. No. Non dice più se è pronto, dice se è print. Carina. Perché print seria stampante. È simpatica, no? Perché la print è stampante. No, ma non penso che l'avrà capita, no? Giusto, è carina, no? No, non l'ho capita. Non l'ho capita. Perché il chef, in questo caso qua, è straniero. Sì. No, ma non è detto che c'è un gioco di parole. Magari con l'Erasmus. Per piacere, c'è un altro messaggio. Ha trovato lavoro. Altro. Come si trova qua in Italia? Ma non so, adesso bisogneria anche a sentirlo. Ho conosciuto Tosi de Malta, Matteo Scalpeo, che conosce, che ha scritto a me. Ma cosa sta dicendo? Che... Ma cosa state dicendo? Cioè, era una barzelletta. Finiamo. Sì, ma non parliamo di barzellette perché qui parliamo della seconda, se c'è un altro messaggio, prego. Ci è arrivato un tweet su Facebook che ci dice bene. Facebook? Sì, un tweet su Facebook che ci dice di un certo Amedeo Franchetti Loison che scrive cosa c'è, assessore? Avanti. Assessore. Perché lei ride, scusi? Non lo so, mi fa ridere. Tra l'altro questo nome ho capito la barzelletta adesso per quello. Per quello. Amedeo Franchetti Loison Amedeo Franchetti Loison scrive: assessore, mostri l'alto lato della medaglia. L'altro lato della medaglia. Quello che vuole. Quello peggiore che pochi conoscono. Hashtag verità su Alfa 75 rossa. E questa è la seconda volta che adesso ho capito chi era questo signore. Se volete che io vada via e non partecipi altro, ditelo. No, assessore, no. Perché ci sono sti fenomeni che scrivono, sti leoni della pastiera che si mettono. Ma cosa sei dei leoni, dei felini napoletani? Cioè leoni della tastiera, un'altra cosa. A accusare e a buttare là ingiurie sul mio. Allora io non lo dico qui,
io Sì. col signor Loison ci parla il mio avvocato. Va bene? Come io ci parla il mio Bravo, avvocato. assessore. Senta, perché si dice lasci stare, Ma guardi. scusi, questa cosa degli altri... È già la seconda che scrive. Io No, mi ricordo allora. che già la puntata scorsa aveva Allora, scritto questa allora. cosa, per cui vuol dire che c'è un fondo di verità. Cos'è successo? È colpa mia se facendo retro ho sfiorato il cofano di sta Alfa 75 rossa del signor Loison, sto Ebete. No, ci vuole rispetto. Del signor Ebete. Beh. Sfiorata, va bene. Lui mi ha chiesto 7.500 euro di danni, ieri al 96, sarebbero i 15 milioni dell'attuale vecchio No, conio. se è il contrario, tutto al più. Cioè Ma mi ha cognonato praticamente. Guardi, la mamma e mia, ritengo non di riusciamo intanto fuori, di non insomma. dover pagare sta cifra. No, vabbè, ma non è che... E soprattutto basta, mettiamoci una pietra sopra sta storia, basta. Mettiamoci una pietra sopra, vabbè. Scusi, no. assessore, però qua Sì. ci scrive... assessore, mi sa che la pietra sopra ce l'ha già messa, assessore. Allego foto. Allega Faccio foto, faccio vedere vedere. la foto Aspetta, della mi metto- pietra sopra. Allora. C'è. Non è che... No, beh, ma scusi, ma come... I fotomontaggi che... Ma che fotomontaggi? La macchina mia in fondo. Appunto, non è un fotomontaggio, è una foto verissima. Ma scusi, la pietra sopra Allora, ce l'ha messa benché bene. Ma Possiamo soprattutto, cavare cortesemente queste cose che... Ma insomma, adesso vogliono- succede facendo manovra. Ma che Dai. manovra che ha fatto per fare una roba del genere? Dai, bisogna stare là a guardare la Senta, pie- facciamo una cosa, tagliamo a testa al toro e proseguiamo con... Però no, già abbiamo rotto una macchina, adesso facciamo anche spargimento di sangue animale, cioè è brutto. Cosa tagliamo la testa, cosa? Lasciamola? Proseguiamo, ma era per dire che l'assessore sarà anche abituato ad avere delle non so, sì, per cioè carità, parla con delle ma- persone che non sono d'accordo con lei, viva Dio. Lei è anche un politico, per cui avrà avuto anche delle occasioni di confrontarsi con l'opposizione. Guardi, Dai, ci succede, sono sono stati abituato. anni che c'era una signora dell'opposizione che si era incavarita nei miei confronti. Incavarita? Accanita. Allora dica accanita. No, di più. Perché, scusi? Allora, un cane si accanisce e ancora Sì. lo gestisci. Ma una cavara così incavarisse è tremenda. Ah, se non sapevo sta Ha mai visto una capra lei incavarita? Sì, certo che l'ho vista, incavarita, ma non so che cosa possono fare una capra incavarita. Si incavarisce? Ma ho capito, ma cosa può fare di più? C'è una capra, sì, è chiaro, magari sarà pericolosa. Non lo so, assessore, cosa Non so fa? neanche a me. Ma allora cosa dice? Vada Ad ogni modo, avanti. questa signora dell'opposizione mi ha accusato pesantemente di avere concesso. Assessore. Perché dobbiamo dire con bagno si dice? Scusi, di avere con bagno a... No, concesso era giusto. Ma dai, già non lo pulisce. Ah, per piacere, Elsa, per piacere. Di avere concesso, scusami il termine, a mio fratello un terreno in cui... Mi scuso anche per il termine. Vabbè, allora le abbiamo dette tutte, ma il contesto era giusto, per cui prego, quindi. In cui esso si è costruito, o doveva insomma costruire Suo fratello. mio fratello, una tettoia per mettere la macchina. Pare che questo terreno fosse stato certificato dal WWF come dal WWF. WWF? Senz'altro. Si dice WWF, non si Come World Wrestling Federation. No, quella è un'altra cosa, lasci stare. come sito protetto per la conservazione della flora e della fauna. La flora e la fauna. La fauna. La fauna. Fora e fauna. Non è fora e fauna, Certo che non so è mai flora e dire fauna. flora Ma e lo la so, fauna. Ma è facile ricordarsi perché flora, devi ricordarsi che flora rima con esplora, ora te labora, e fauna rima con sauna, e allora mi viene in mente il caldo e quindi cosa c'entra con... Ma io non so poi la differenza però è che fanno rima con E a quelli là. flora ha da essere tutto quello che riguarda il mondo. Il mondo. Mentre a La fauna, fauna? no. La fauna, non la flauna. Comunque stiamo dicendo, si Pare occupa che su sto WWF. terreno il WWF dovesse conservare una specie di osei che era in via di estinzione. Sappi. Allora, questa signora dell'opposizione mi accusava pesantemente che io ho conceduto questo terreno al mio... Che io ho concesso. Anche tu l'hai concesso. No, lei l'ha concesso, ma io dico, io Insomma, chi è mamma che mia. dei due l'ha concesso sta roba? Lui l'ha concesso, non io, se non ci si metta. Pare che questo terreno alla fine mi dico, sti osei si hai puoi volare anche un'altra No, parte. no, mettiamo no, la no, macchina, no, scusi, anche se sopra quello la è un tettoia, anche sopra la tettoia. perché adesso mi immagino, giustamente poi le persone protesteranno, scusi assessore, se quello è uno spazio dedicato al WWF, agli animali protetti e tutto il resto, mi Allora. scusi, abbia pazienza, perché devono volare via? E puoi anche stare in cima alla tettoia? Così No, mio no, fratello no, mette no, la no, macchina assessore, allora, all'ombra. scusi, la domanda che le faccio è molto semplice. Cioè, è vera questa cosa che lei ha concesso il terreno a suo fratello oppure no? È vera o no? Spero di no. No. Ah, ecco, no.
No, vero? Infatti mi sembrava dai discorsi che avevi intuito. A vedere dalla faccia no, però le voglio credere. Allora a questo punto capisco anche che sia stata una macchia sul suo curriculum. Questa mi accusava, Mamma certo. mia, certo, immagino che sia stata anche un'onta, perché chiaramente insomma questa è una cosa allora, difficile. non sapevo che si poteva offendere, ma se me lo dici te, certo che è stata un'onta anche a massa, una schifosa, è stata un'onta fastidiosa, vergognosa. Onta! Onta! No, assessore, no, non mi riferivo alla signora dell'opposizione. Diciamolo tutti insieme, onta! Ma cosa dice onta? Valeria, anche tu il microfono. Onta! Ma cosa dice Valeria? Ma parla per piacere, ma adesso ci mettiamo a farlo. Brutta onta! Tutti insieme, brutta onta! Ma vediamo la coreografia. Ma che cosa che coreografia? Adesso balliamo a Costesina su brutta onta, per piacere. Allora, chiudiamo qui, assessore, abbi pazienza, perché veramente mi sta facendo prendere Allora, dal valico. Chiudiamo qui la questione, chiudiamo qui. Se lei ha un momento un po' più delicato da raccontarci, oppure possiamo anche chiudere e passare ai ringraziamenti. Perché, allora, io direi che voglio chiudere la serata, senz'altro ringraziando tutte le persone che ci hanno seguite da casa. Bene. Voglio fare dei ringraziamenti sentiti e voglio fare anche una promessa a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Coloro che ci stanno guardando. Perché fa così con la mano? Anche lei fa così. Cosa fate così con la mano? Che magari capivo. Voce del verbo colorare. Ma cosa fai anche tu, Valeria, così con la mano? Ma adesso tutti quanti con sta mano così. Magari non sente o rivede anche i gesti, no? Coloro. E ho caro fare un'ultima promessa ai miei lettori. Nel momento in cui noi di molto buio famo chiaro. Scusi, assessore, ho caro, senz'altro. Ho caro. Oppure caro, tipo, no? Può essere. Sottolineare che nel momento in cui noi di molto buio famo chiaro arriveremo a Roma, noi penseremo a voi. Bello. E taglieremo i costi della politica. Bravo, assessore. Bravo, lo dicono tutti. È sempre la solita frase. Come farete? Taglieremo i costi. Via una camera. Toglieremo una camera e metteremo un bagnetto. Bravo, assessore. Perché un bagnetto? Perché de cagare che ne faremo tanto. Per piacere. Bravo, assessore. Concludiamo qui la puntata. Assessore, via con i ringraziamenti. Allora, ringraziamo senz'altro tutti i nostri sponsor che sostengono il Senz'altro Show. Grazie. E ringraziamo gli amici che hanno ballato e inviato i video di Cost to Costesina. Seguite i nostri social per ricevere le istruzioni e mandateci i vostri video. Grazie a Valeria, la nostra campionessa. Grazie a tutti i comuni che ci stanno contattando e ci contatteranno per organizzare il tour estivo di Senz'altro Show e non vediamo l'ora di vedervi tutti dal vivo. Grazie! E come sempre, grazie a tutti voi che ci seguite in massa e come diciamo sempre, non si mai massa! Grazie! Vi ringraziamo il nostro autore Carlo Negri, ringraziamo il nostro service audio e anche il nostro regista Enrico Lando, la Silvia, Valtteri, insomma tutto lo staff numerosissimo, Valeria che è stata la nostra ospite. Diciamo anche lo spoiler che c'è un gruppo di fan proprio nuovo fresco della nostra Elsa Faggin e chissà che la prossima puntata non sia ancora un'altra grandissima sorpresa. Quindi alla prossima! Hold up.